Si chiama Francesco, ha 27 anni, viene da Trapani ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Francesco. Ciao Alberto. Allora Francesco, da quanto tempo è che sei single? È un annetto e qualcosa. Completamente senza ragazza, senza donna? No, non si può stare completamente. Hai avuto qualche storietta così di passaggio? Qualche sì, giorno così, sì. a livello di prove e provine? Simpatie. Esatto, hai provato però non hai ancora trovato la donna giusta. Non mi hanno ideale. catturato. Non ti hanno catturato. Allora Francesco, dimmi come dovrebbe essere una donna per catturarti. Posso... Certo, puoi aprirti liberamente. Qua ci sono le telespettatrici che in questo momento sono appiccicate al televisore, che stanno cercando di capire quale sia la tua donna ideale. Allora, spiegaci. Allora, occhi verdi. Occhi verdi. Capelli... Neri? No, capello sul... l'importante è che siano mossi. Mossi, cioè non li vuoi dritti completamente. Sul riccio, mossi, cioè ondulati, sì. ondulati. E lunghi. Lunghi. Poi una bella donna alta. Cioè, mi pare giusto. Tu sei alto, no? No, però ti piace alta. Mi piace alta. Poi la coppia articolo continua, dai. il funziona così. Alta, non molto prosperosa, ma che abbia le curve giuste al posto giusto. Poi continua. Deve essere simpatica, allegra, non di quelle che hanno... Non deve essere un pezzo di ghiaccio, naturalmente. Vabbè, la facciamo sciogliere eventualmente. Poi la vera cosa che vai guardando in una donna, oltre all'aspetto fisico naturalmente? Il carattere. Il carattere. Sì. Cioè, come lo dovrebbe avere questo carattere? Molto comprensiva. Molto comprensiva. Molto. Deve essere simpatica naturalmente. Sì. Deve avere molta pazienza. Molta pazienza. Sì. Perché tu sei un tipo combattivo? È un po' camurriuso. Ma a molte donne piace combattere con il partner. Sì, anche perché sennò poi nella giornata non c'è niente, no? Finisce l'interessamento. Passa tutto, La storia così si spegne dopo poco. Il rapporto. Invece no, manteniamo accesa questa fiamma e mettiamo. Vabbè, parliamo ora dell'età di questa donna. Tu hai 27 anni, quindi da che età partiamo per andare a finire a un massimo? Dai 18 ai 90. Dai 18 ai 90? No, vabbè, dai. Un massimo dimmi. 30, non più di 30. 30. A meno che non se li porta bene. Cioè. Siamo arrivati a 32, 33, ma allora andiamo a 35. No, 35 già. Guarda che ci sono donne a 35 anni che ma già veramente si possono scapolato. No, vabbè, dai, fino a 35. Allora dai 18 ai 35. Bene. Perfetto. L'aspetto fisico l'abbiamo chiarito come. Sì. Adesso parlaci un po' di te. Che tipo di uomo sei? Come ti definiscono gli amici? Non lo so, che persona sei? Caratterialmente, quali sono i tuoi hobby? Mi suggeriscono di dire che sono vegano, perché io ho rinunciato nella mia vita a molti di quegli aspetti, o meglio, io ho un modo di vivere che per alcuni è una rinuncia, per me è un modo di vivere. Il tuo modo di vivere è movimentato? Non mangio latte, carne, derivati del latte e della carne, okay. Quindi partiamo da lì. Poi però se la tua partner mangia carne non è importante. No, o si deve abituare? No. Comunque venendo a contatto con questo tipo di sei vegetariano? Vegano. Vegano.
diciamo una sorta di vegano, sì. E non fumo, non bevi? Non bevo. Mi piacciono le donne. Comunque, queste sono delle qualità. Meno male. Per cui automaticamente già hai qualcosa di interessante, Francesco. Sì, meno male, almeno qualcosa di cui parlare. Certo. Va bene, quali sono i tuoi hobby e cosa fai durante la giornata? Hobby? Allora, durante la giornata guido la mia moto, vado in giro. Quindi sei un motociclista? Motociclista, guido anche. È una bella moto? Un Hornet. Boh. Lì teniamo una scorta, quello è il lato. Una Hornet, sì. Lavoro tutte le mattine. Al bar. La macchina ce l'hai? C'ho la macchina. C'hai pure la macchina, quindi hai la macchina e la moto, ha un bel lavoro, praticamente non gli manca niente. Amiche telespettatrici, occhio. Per l'estate ora ci procuriamo la barca, poi devo fare tutto io. Certo. Non mette niente lei. Poi caratterialmente? Mio? Sì. Il mio carattere? Abbastanza solare, tranquillo e soprattutto cerco di comprendere le ragioni che hanno gli altri, perché molte persone si comportano in un modo piuttosto che in un altro, cerco sempre di comprendere. Ora mi vorrei avvicinare un po' alla politica. Vediamo Tu credi all'amore? Amore? Amore, sì. Sì. Sei stato ferito in passato? Un po' di volte, un paio. Il ferimento comporta anche un'esperienza in più. Ciò che non uccide fortifica. Ti fa diventare più forte. Esatto. E quindi sicuramente siamo più forti. Appunto, amiche telespettatrici, sto parlando con donne che partono dai 18 e arrivino massimo a 35 anni. Francesco è qui, a 27 anni di Trapani, sta cercando la sua donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che la volessero contattare personalmente non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Francesco è qui e vuole essere contattato. Francesco, in questo momento ci sono le tue corteggiatrici, quelle donne dai 18 ai 35 che stanno incollati al televisore e stanno decidendo lo chiamo, non lo chiamo, lo chiamo, non lo chiamo. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Mando un sms, male che vada, no? Lo chiamo, non lo chiamo, mandi un messaggino. Se no vienimi a trovare qua, un caffè, una cosa, una chiacchierata, una parola tira l'altra e poi magari si arriva a un appuntamento e poi da lì può nascere di tutto. Perfetto, è stato chiarissimo, è stato un messaggio interessantissimo, per cui amiche telespettatrici chiamate Francesco, 27 anni di Trapani. Questo è tutto, per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Francesco. Ciao ciao!